Da ormai troppi anni la provincia di Padova, la più numerosa in Veneto nella pallavolo, non riusciva a piazzare una propria squadra in finale regionale di Under 16 femminile. E quest'anno ad arrivarci è stato il Micromeccanica Volley Project ex Murialdina. Nella finale di Cavaillon Veronese, Memorial Giuseppe Ferrero sotto per 2-0 con San Donà, questa squadra ha saputo ricompattarsi imbastendo una rimonta incredibile ed andando a vincere al tie break. All'inizio non ci credevo tanto, soprattutto dopo aver perso il primo set in una maniera un po' disastrosa, diciamo. Dopo, quando abbiamo vinto il terzo, ho iniziato più a crederci. Ma penso che tutte alla fine ci abbiamo creduto, fino alla fine proprio. La miglior giocatrice della finale è stata Claudia Zecchin, opposto della formazione padovana. Siamo partite 2-0 e abbiamo avuto un recupero bellissimo, 3-2 vittorie. E io, penso di aver indirizzato il nervosismo verso la giusta direzione, ma ho visto che anche tutte le altre mie compagne l'hanno fatto, altrimenti il risultato non sarebbe stato questo, insomma, che io non ci credo ancora e sono contenta, andiamo nel miglior modo a Firenze a giocare le finali. Devo ringraziare assolutamente, prima di tutto le atlete che hanno fatto veramente, secondo me, qualcosa di eccezionale, tenendo sempre presente che non è ancora finita qua perché ci siamo conquistati il diritto di accedere alla fase nazionale. Dopo devo ringraziare assolutamente Gianni, secondo allenatore, senza del quale non avrei potuto fare quello che abbiamo fatto, e Massimo Rossato, il medico. Sono state le due persone che mi hanno permesso di portare avanti questo progetto e di arrivare fino a questo punto. Sicuramente meritata, ma un po' a sorpresa, questa vittoria è la più importante in carriera per molte atlete. Auguriamo a tutte quante loro che sia solo la prima vittoria, ne hanno già fatte altre, però magari questa è sicuramente quella più importante fino adesso per molte di loro. Speriamo sia solo la prima, il primo passo. In casa San Donà il rammarico è evidente. Non è facile digerire una sconfitta dopo aver condotto per 2-0 ed aver avuto un match ball a disposizione. È lo sport. Talvolta si vince, talvolta si perde. Io sono sicuro che il lavoro paga, quindi magari non oggi purtroppo resta rammarico di una partita persa, un 3-2 giocato, e poi nei momenti importanti, insomma, sono giovani e può succedere. Noi siamo in finale nazionale sia con la 14, con la 16 e con la 18 e questo naturalmente è il frutto di un grande lavoro impostato all'inizio dell'anno con la collaborazione della società, dei tecnici e anche con il grandissimo impegno delle ragazze. Non ci dobbiamo dimenticare che queste ragazze lavorano 5 giorni alla settimana per 3 ore. Probabilmente il fatto di non giocare mai insieme come gruppo, come squadra, ci ha penalizzato a lungo. Ad esempio il campionato di Under 16 Eccellenza, non sempre c'erano tutte le componenti della squadra e anche ieri sono aggiunte 2 ragazze che non avevano mai giocato. E quindi sì, non c'era ancora tutta l'intesa che deve avere una buona squadra. Che in vetta alla classifica di Under 16 regionale arrivino nuove squadre è un bel segnale, come ci conferma il vicepresidente veneto Roberto Maso. Il turnover femminile è positivo perché vuol dire che il movimento a livello regionale c'è e oggi abbiamo vissuto una finale veramente combattuta. Dal 2-0 iniziale siamo arrivati al quinto set, penso che lo spettacolo e il livello tecnico siano stati più che buoni, quindi è un merito che va un po' a tutto il nostro movimento perché non è solo una squadra ma sono diverse squadre e la prova è la finale che abbiamo vissuto.